e approfitto anche per dirvi in anticipo che, come sapete, tutte le iniziative della seconda circoscrizione, in particolar modo della Commissione Politiche Culturali, sono comunque consultabili sul sito della circoscrizione, quindi avete tutti gli eventi visualizzabili. L'ospite di questa sera è Alberto Magnani, giornalista del Sole 24 Ore, è specializzato in tematiche di geopolitica relative al continente africano, si è però comunque anche occupato in passato di mercato del lavoro, soprattutto anche a livello nazionale. Questo per esempio è un suo libro, Le due Italie, perché il paese è sempre più diseguale, pubblicato con l'editore Castelvecchi. Alberto Magnani ha studiato filosofia politica all'Università di Bologna e ha poi anche ottenuto un master in finanza e giornalismo a Milano. Ecco, io sono appunto velocissimo perché non voglio togliere spazio all'ospite di questa sera, e vi auguro un buon ascolto e prego. Grazie. Buonasera, mi si sente? Sì. Ok, perfetto. Se c'è qualche incidente con l'audio fatemi dei segni, lanciatemi oggetti, così insomma sono sicuro di non parlare a vuoto. Grazie a Giovanni per l'introduzione, grazie alla seconda circoscrizione, grazie ai Lions, grazie al Circolo Limes di Verona. Spero di aver ricordato tutti, in caso contrario mi scuso in anticipo. Grazie anche al Comune di Verona e a tutti i consiglieri per l'invito e per questa opportunità. Allora, io inizierei, anche per non essere troppo verboso, come si dice in gergo, con un'immagine, anzi con due immagini differenti che vi volevo sottoporre, giusto per entrare un po' anche nel vivo della serata e di quella che spero possa essere una conversazione, perché poi immagino che ci sarà anche spazio per delle domande e una interlocuzione con il pubblico. Affido ai potenti mezzi del Sole 24 Ore. Questo che vedete alle vostre spalle, con questa estetica che, semplificando, potremmo anche definire occidentale, è il ponte Katembe. Un ponte, il più grande ponte a sospensione dell'Africa, realizzato in 4 anni, quindi visto che ora si parla di ponte di Messina pensiamo anche alla celerità di determinate opere, finanziato da una banca cinese, costruito da un'azienda cinese, e si trova a Maputo, la capitale per l'appunto del Mozambico, un paese che fino agli anni 80-90 era considerato tra i più poveri al mondo, poi ha avuto una fase di crescita, sembrava destinato a un'ulteriore crescita grazie alla scoperta di giacimenti cassiferi a largo della sua costa, e ora è finito in balia di una rivolta jihadista che sta imperversando nella costa nord, proprio a causa di questi giacimenti cassiferi, che come è evidente non si sono tradotti in un arricchimento per tutta la popolazione, ma solo per alcune e specifiche elite e multinazionali, alcune anche italiane. Ora passo a una seconda immagine. È un po' meno suggestivo, immagino. Questa è sempre una strada di Maputo, la città che abbiamo visto prima. È uno slum, una bidonville, oppure, come viene definita in termini tecnici, un quartiere informale, vale a dire quegli agglomerati fatiscenti di case, di baracche sostanzialmente, spesso senza sistemi igienici di drenaggio delle acque, come possiamo ben vedere, che si disperdono a vista d'occhio a Maputo e in diverse altre metropoli africane. Qui a seguito, come vediamo, di una pioggia intensa che ha provocato dei disagi urbani, e possiamo immaginare che questo genere di situazioni poi non sia esattamente favorevole al mantenimento di buone condizioni igieniche e buone condizioni sanitarie, perché ogni volta che ci sono alluvioni di questa natura c'è anche una maggiore facilità di diffusione delle malattie. Perché queste due immagini? Perché questa alternanza tra
un ponte costruito in 4 anni che richiama anche una certa estetica occidentale, anche se poi è stato costruito da un'azienda cinese, e uno slam a Maputo, per entrare anche nel vivo del titolo che abbiamo scelto per questa serata, Afriche al plurale. Perché? Perché uno dei principali errori che io definirei sia metodologici che ideologici è di pensare all'Africa come un unico blocco, un blocco indistinto, una sorta di grande paese che si fa fatica a discernere al suo interno. L'Africa come una sorta di massa indistinta di diversi stati, tutti con nomi spesso impronunciabili secondo alcuni, con popoli che non si identificano, non si distinguono tra di loro, con rituali esoterici, insomma l'Africa come una sorta di, ripeto, di blocco univoco, quando in realtà esistono tantissime Afriche diverse, appunto Afriche al plurale e non Africa al singolare, senza neppure citare l'esempio che sarebbe fin troppo semplice della differenza che può intercorrere tra la Libia e il Mozambico, appunto l'Angola. Anche l'Africa subsahariana, quella che si dispiega a sud del Sahara, è un mosaico, come è stata definita a volte, è un mosaico di etnie, religioni, tendenze economiche, tendenze culturali, sviluppi politici, talmente vasto e talmente eterogeneo che si fa fatica a raccontare e a calibrare le differenze che ci possono essere tra due paesi confinanti, come il Kenya e la Tanzania. Figurarsi a tentare di ricostruire e a compattare tutto un continente sotto l'unica etichetta che noi per comodità definiamo per l'appunto Africa. Per avere solo, come dire, una panoramica di massima, parliamo di un continente con oltre 50 paesi, 55 sotto il cappello dell'Unione Africana, che è l'organizzazione che ricalca in un certo senso l'esperienza dell'Unione Europea. Parliamo di un continente con una popolazione di 1,3 miliardi di persone, e poi vedremo che andrà in crescita, con migliaia di lingue, con una complessità anche sociale che lo rende incomparabile a qualsiasi altra realtà, e in particolare lo rende difficile da leggere con la nostra chiave di lettura da occidentali, perché poi c'è sempre questo altro vizio, che io in questo caso chiamerei prospettico, di guardare all'Africa sempre con gli occhi dell'Unione Europea, oppure con gli occhi delle varie potenze che in questo momento stanno in maniera abbastanza plateale cercando di aggiudicarsene le risorse e le ricchezze naturali. Per seguire un po', diciamo, un filo conduttore di questa sera, io, e anche per essere il più possibile, diciamo, coerenti con il titolo della serata, volevo appunto evidenziare le principali, in maniera anche un po' schematica, visto che l'ho detto, il continente è vasto, quindi non voglio essere io per primo a perdermici all'interno. Vorrei evidenziare le principali potenzialità e i principali rischi del continente africano, delle Afriche al plurale. Allora, se vogliamo guardare alle principali potenzialità, sicuramente ci sono il fattore demografico, la ricchezza di materie prime e l'integrazione economica. Se vogliamo invece guardare alle principali criticità dell'Africa, ci sono il boom demografico, le materie prime e l'integrazione economica. Adesso non sto delirando. Questa giusta posizione, si sente ancora? Okay. Questa giusta posizione tra i fattori di criticità e i fattori di potenzialità e i fattori di criticità è un'espressione di quel dualismo che vi descrivevo prima. Gli stessi fenomeni, le stesse leve che possono essere una chiave robusta di sviluppo per l'economia e la politica africana sono anche in prospettiva e potenzialmente degli elementi che di condanna, o che possono essere degli elementi di freno per la crescita delle Afriche. Basta, per modo di dire, capire come si orienterà il continente, come si orienteranno i suoi rapporti con i principali partner internazionali nei prossimi anni. Partiamo dal fattore demografico, che è forse quello più noto. È abbastanza noto, abbastanza chiaro anche a un pubblico non specializzato che l'Africa sta vivendo un boom demografico che in un certo senso è, come dire, asimmetricamente opposto a quello simmetricamente opposto, a quello dell'Unione Europea. Tanto l'Unione Europea e tanti paesi occidentali soffrono di
quello che adesso chiamiamo, in questa formula un po' poetica, inverno demografico, tanto i paesi africani stanno crescendo con dei tassi di fecondità che veleggiano attorno a medie come 7 figli a donna in paesi come il Niger. Ora, anche qua mi avvalgo di un minimo di supporto grafico, anche per non tediarvi troppo, con un grafico sottratto a Statista. Questa è l'Africa, le Afriche, chiedo scusa per l'appunto, io per il primo ogni tanto mi confondo, nel 2020, 1,3 miliardi di persone. Queste sono le Afriche nel 2050, 2,5 miliardi di persone. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci avviciniamo a un contesto storico dove un abitante su 4 nella Terra sarà africano. Il tutto in un continente che, a dispetto di quanto si possa pensare, non era particolarmente popolato, perché ricordiamoci che la Repubblica Democratica del Congo da sola ha un'estensione che pare a quella dell'intera Europa occidentale. Prendete la Francia, la Germania, un altro paese a piacimento, e non avete comunque l'estensione della Repubblica Democratica del Congo, per dire un paese cruciale. Quindi con questo presupposto uno potrebbe pensare, sarebbe comunque istintivo pensare a una popolazione simile a quella degli altri continenti. Invece l'Africa, le Afriche, per diversi secoli hanno mantenuto una concentrazione, una quota di popolazione incomparabilmente inferiore a quella degli altri continenti. E adesso invece stanno iniziando a crescere. Perché iniziano a crescere? Perché si inizia a crescere? Perché c'è un intreccio di vari fenomeni, tra cui un'urbanizzazione pesante, un'urbanizzazione incalzante. Le popolazioni che per secoli hanno vissuto in contesti rurali si stanno spostando in massa verso le grandi metropoli. Metropoli come Lagos in Nigeria, che a breve potrebbero raggiungere o superare i 30 milioni di abitanti. Metropoli che comunque stanno ospitando e attraendo una quota sempre maggiore e sempre più ampia di famiglie di nuove generazioni. Questi dati sono illuminanti del tasso di crescita africano e delle popolazioni africane. Ma perché sono un potenziale? Sono un potenziale perché, per usare un'espressione che io personalmente detesto, ma può essere in questo caso abbastanza indicativa, questo boom demografico crea un capitale umano sterminato, un capitale umano di popolazioni sempre più giovani, via via sempre più istruite, sempre più internazionali, nel senso di un'apertura internazionale, anche se poi purtroppo la mobilità non è sempre garantita, che possono immettersi in un mercato del lavoro che andrà, ripeto, a applicarsi su un continente da 2,5 miliardi di persone nell'arco di pochi decenni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'Africa può avere, grazie a questo suo fattore demografico interno, una spinta economica che potrebbe rendere il continente comparabile in termini di potenza di fuoco economica ai cosiddetti paesi ricchi, ai cosiddetti continenti ricchi, sempre meno ricchi peraltro, ma dipende anche poi dai punti di vista, come l'Unione Europea, gli Stati Uniti e determinate aree dell'Asia. Si parla spesso di Africa in termini eufemisticamente parlando pessimistici, con immagini di povertà, immagini di sofferenza, e la povertà e la sofferenza esistono, anche se poi forse l'esposizione un po' pornografica dell'una e dell'altra dovrebbero essere riviste, e qua come giornalista mi prendo la mia parte di responsabilità come industria, non nel dettaglio personale. Ma l'Africa, le Afriche stanno anche coltivando da tempo un potenziale sempre maggiore a livello economico in termini di innovazione. Quante volte se ne parla di start-up? Le start-up, le imprese innovative che operano dal mondo sanitario con la digitalizzazione dei dati sanitari all'agritech, cioè vale a dire tecnologie applicate all'agricoltura, quindi ad esempio con sistemi di monitoraggio satellitare per capire dove e come coltivare dei terreni nell'Africa australe. Questi sono alcuni degli esempi di start-up che stanno proprio crescendo e proliferando in Africa, con investimenti sempre maggiori. Se pensiamo alle start-up, istintivamente
a cosa pensiamo? Alla Silicon Valley, a Mark Zuckerberg con il visore che farnetica a Barcellona, agli uffici a San Francisco, se va bene nel Texas ultimamente, ma non è forse un mondo che istintivamente associeremmo alle Afriche. E invece la tendenza è proprio quella di una crescita sempre maggiore di aziende tecnologiche, di giovani aziende tecnologiche in vari paesi africani, in hub come Lagos, dove stanno crescendo start-up che spesso incassano finanziamenti miliardari e arrivano anche a quotarsi negli Stati Uniti, in Kenya, in Tanzania, dove Zanzibar sta diventando un hub potenziale di start-up grazie anche al regime fiscale agevolato scelto dal governo tanzano in collaborazione con l'amministrazione di Zanzibar per attrarre investimenti. E qua vi infliggo ancora dei dati. Partono. Sono gli investimenti in un decennio sull'Africa, sulle start-up africane. 22 miliardi di dollari dal 2014 al 2023. Non è una cifra straordinaria. Consideriamo che Microsoft ha comprato LinkedIn per 26 miliardi e 2, quindi le proporzioni ci possono essere d'aiuto per capire che la strada è ancora lunghissima. Eppure c'è un interesse, c'è una crescita. Perché c'è una crescita? Per un motivo che va anche al di là della veduta corta dei capitali di rischio, cioè dei venture capital cosiddetti, ed è la consapevolezza che le tecnologie applicate in Africa, nelle economie africane, sono tecnologie che danno un impatto industriale molto maggiore rispetto alla media di economie cosiddette sviluppate. Perché? Perché nelle economie africane c'è quello che viene definito leapfrogging, il salto fondamentalmente della rana, cioè si è passati direttamente da contesti dove magari sono mancati determinati sviluppi storici e tecnologici, ad esempio i computer fissi, a contesti dove la gente, dove i cittadini, dove gli utenti medi, anche nei contesti rurali più sperduti del Burkina Faso, pagano abitualmente con servizi mobile, quindi con un grado di aggiornamento e di familiarità tecnologica che è molto maggiore rispetto paradossalmente alle economie cosiddette avanzate. Cioè in Germania pagare con il POS è ancora una sorta di sacrilegio in diversi land. Ripeto, nel Burkina Faso, cito un paese tra i tanti, e lo cito perché è uno dei paesi più poveri e più insicuri in assoluto, nel mezzo di campagne a nord di Ouagadougou, la capitale, si possono trovare, nel mezzo di campagne dove non c'è quasi letteralmente nulla, si trovano dei baracchini con cavetti USB e schede per il pagamento mobile dei propri dipendenti. È una contraddizione? Forse sì. O forse è semplicemente un'espressione di uno sviluppo economico che non ha seguito necessariamente i canoni, i binari di quello occidentale. È uno sviluppo economico che ha seguito una sua traiettoria e che quindi può spingersi verso destinazioni, verso anche obiettivi diversi da quelli occidentali, magari a volte precorrendo le tappe. Il secondo fattore di potenziale delle economie africane sono le materie prime, è la sua ricchezza naturale. Mi piacerebbe fare una domanda, ma ovviamente non siete obbligati a rispondere. Qualcuno ha un'idea di quale sia la quota di minerali, risorse minerarie racchiusa nella sola Africa, quota mondiale? 2/3 grosso modo. Un po' di meno, però l'Africa ha circa il 30% di determinate risorse minerarie, il 60% delle terre arabili non coltivate e la sola Repubblica Democratica del Congo, che è sostanzialmente un continente nel continente,
detiene il 70% e oltre del cobalto mondiale, delle riserve mondiali di cobalto. Il cobalto è quello che ci permette di usare questo, è quello che permetterà a chi se ne vuole comprare una o può comprarsene una di guidare un'auto elettrica, ed è la chiave letterale, l'ingrediente fondamentale della transizione ecologica globale. Tanto è vero che un piccolo paese dell'est che si chiama Cina da circa 20 o 30 anni ha stipulato contratti capestro, va detto, con il governo locale per assicurarsi le forniture di quasi tutto il cobalto, ma di questo parleremo meglio successivamente. La ricchezza naturale delle Afriche è stata definita, parlando sempre del Congo, uno scandalo geologico, perché i paesi africani siedono, come si dice in gergo, su una ricchezza del proprio sottosuolo che non ha fondamentalmente confini, anche perché deve ancora essere scoperta per intero. I dati che vi ho detto, che già sarebbero abbastanza illuminanti, sono via via aggiornati da nuove scoperte. Scoperte di giacimenti gassiferi, come quelli che vi menzionavo prima in Mozambico, scoperte di riserve petrolifere. Questo va parecchio in contrasto con la linea di evoluzione e di transizione ecologica del mondo, ma sono riserve che comunque hanno un valore economico in questa fase specifica. Per non parlare delle miniere d'oro, dei diamanti di paesi come il Botswana, per non parlare poi di tutte anche le risorse naturali, ad esempio di carattere eolico, l'energia solare. Il Kenya, che è un paese che è meno fortunato rispetto ad altri in termini di materie prime come quelle che ho detto finora, sta puntando tutto sulla transizione ecologica attraverso l'industria eolica, perché quella è una risorsa che naturalmente non manca nel paese. Quindi la potenzialità che viene espressa in questo caso dalle Afriche, dalle economie africane, è quella di avere a disposizione letteralmente gli ingredienti che sono fondamentali per la crescita economica mondiale, e quindi può contare su un tesoro di materie prime che, se adeguatamente utilizzato e capitalizzato, visto che la materia prima per definizione va lavorata, può diventare una leva di crescita economica sconfinata, perché comunque si tratta di economie che possono capitalizzare, riconvertire queste materie prime e farne la cassa decisiva per una crescita economica più sana e più sostenibile. Perché dico più sana e più sostenibile? Lo vedremo meglio successivamente, ma il grande dramma delle economie africane è che spesso queste materie prime sono diventate un alibi per non crescere. Dei prodotti che vengono esportati, che arricchiscono elite locali, compiacenti con partner esterni, non faccio nomi ma ce ne sono diversi anche in patria, e non creano nessuna ricaduta economica positiva sul territorio. Il caso del Mozambico, che vi menzionavo prima, è abbastanza illuminante. Vengono scoperte a largo della costa nord i giacimenti gassiferi che valgono miliardi di dollari o di euro, a seconda della valuta che vogliamo considerare, e la popolazione cosa ottiene? Nulla. Ed è un nulla che poi viene cavalcato e capitalizzato dalla rabbia della popolazione e confluisce poi in un altro fenomeno che si chiama terrorismo e che poi affronteremo meglio. Quindi l'Africa, secondo potenziale che volevo evidenziare questa sera, anche se noto, ma tanto vale ribadirlo, oltre ad essere un continente sempre più giovane, è un continente che è già ricco e può essere ancora più ricco man mano che le scoperte procedono, man mano che le esplorazioni procedono, delle materie prime che saranno decisive per gli equilibri internazionali. Perché è vero che siamo nel secolo asiatico al momento, ma il secolo dell'Africa è di fatto già entrato nel vivo, perché tutto l'interesse manifestato da Cina, Turchia, Russia, Emirati Arabi Uniti, Israele e l'Unione Europea stessa, come dicevo, già manifesta quanto le riserve, il tesoro, lo scandalo geologico
delle Afriche sia centrale per gli equilibri internazionali. E poi c'è la questione della integrazione economica. L'Africa è composta da 55 paesi, o meglio, 55 paesi sotto il cappello dell'Unione Africana. E il principale traguardo politico ed economico dell'Unione Africana è l'African Continental Free Trade Area, una maxi area di libero scambio. Anche qua un po' di dati grafici possono essere utili. Che raccoglierà 54 paesi, perché l'Eritrea al momento si è mantenuta al di fuori. Se conosciamo un po' l'Eritrea non è difficile capire perché, visto che si tratta di uno stato dittatoriale sostanzialmente, i rapporti di non magnifico isolamento rispetto al resto del continente. Potrà potenziare l'economia africana con un guadagno di 450 miliardi di dollari nell'immediato, potrà sottrarre alla povertà una quota iniziale di 30 milioni di persone e creerà complessivamente, questo dato non c'è ma lo aggiungo io, un'area di libero scambio con un bacino teorico di 2 miliardi e mezzo di persone, quindi 5 volte sostanzialmente l'Unione Europea in questa fase, circa 5 volte, scusate, poi i conti un po' approssimativi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le economie africane, se si integrano, possono prima di tutto stimolare il commercio intraafricano. Perché lo sottolineo con così tanta enfasi? Perché allo stato d'oggi, allo stato dell'arte attuale, è più difficile spostarsi dalla Tanzania al Kenya che non dalla Tanzania agli Stati Uniti o dalla Tanzania all'Unione Europea. Perché? Perché ci sono degli impedimenti di carattere logistico, quindi un'infrastrutturazione inadeguata, tariffari, tasse doganali spropositate e politici. Perché, e questo è il grande paradosso, è più difficile per un africano spostarsi in Africa, in un altro paese africano, che non al di fuori dell'Africa. E questo lo dico rendendomi perfettamente conto di quale sia il grado di difficoltà, e lo sappiamo penso tutti in questa sala, per un cittadino di diversi paesi africani di spostarsi ad esempio in Europa. Lasciamo perdere gli Stati Uniti o altri paesi ancora. Quindi proviamo a immaginare un continente con questo potenziale economico che ho detto, che si integra, che abbatte le barriere doganali, che abbatte le barriere politiche e che istituisce la libera circolazione, uno dei pilastri di quell'altro esperimento che si chiama Unione Europea, del quale stiamo vivendo in questo esatto momento. Qual è la prospettiva che si crea? La prospettiva che si crea è quella di un continente di miliardi di persone che interagisce in maniera più fluida, che abbatte le barriere tariffarie, politiche e in un certo senso culturali che lo separano e che diventa in questo caso sì un blocco unico, ma un blocco unico non nel senso della pigrizia mentale di dire ecco l'Africa è quella cosa grossa che c'è sotto il mar Mediterraneo, ma un blocco unico nel senso di un continente che ha la forza di collaborare, di creare ad esempio un'industria integrata, ad esempio una comunicazione anche di carattere digitale. L'Unione Africana ha fissato un totale di 11 obiettivi di bandiera per il 2063 e uno dei principali è la connettività completa delle economie africane. Cosa vuol dire? Vuol dire che le economie africane potrebbero interagire, dialogare costantemente dal Marocco che citavo prima, dal Sudafrica all'Etiopia, dall'Etiopia alla Nigeria o al Benin, con una connessione e una libertà anche di comunicazione digitale senza precedenti. E questo, per quanto poi il digitale, lo abbiamo visto, non sia necessariamente sintomatico o una leva di maggiore democraticità, può anche avere però una grande forza, un grande impatto sull'integrazione sia economica che anche politica delle Afriche. Perché prima ancora di parlare dei flussi commerciali o dei voli attualmente dai costi spropositati per volare in Africa, bisognerebbe anche parlare del grado di integrazione politica, culturale tra i singoli paesi.
perché, e a questo purtroppo arriviamo a breve, per uno slancio di integrazione ci sono conflitti, tensioni e problematicità che emergono quotidianamente. Prima vi menzionavo l'Eritrea sta per rientrare in guerra con l'Etiopia. Prima vi menzionavo il Kenya è lambito a nord dai terroristi del Shabab della Somalia. Mozambico, che ho introdotto prima con l'esempio del ponte e dei quartieri informali, era un paese che si era pacificato, tra l'altro anche grazie alla mediazione italiana della comunità di Sant'Egidio negli anni 90, e che adesso è tornato in balia di violenze di carattere jihadistico che si stanno via via spingendo verso sud. Quindi l'integrazione economica può portare con sé un'integrazione politica che può portare con sé una grande spinta alla crescita delle economie africane sotto vari profili, sotto il profilo del commercio interno, perché è paradossale che economie come quella della Nigeria esportino praticamente tutto il greggio che producono al di fuori dell'Africa, ma non esportino nulla, ad esempio, con i paesi confinanti. E ci può essere poi una spinta anche, oltre che commerciale, come dicevo prima, culturale, perché nel momento stesso in cui le comunicazioni tra i singoli paesi vengono facilitate, vengono agevolate, ecco che si possono abbattere progressivamente, ottimisticamente, le barriere, gli ostacoli di carattere culturale, politico, ideologico che persistono tra i singoli paesi, a tempo debito naturalmente, perché visto che siamo in Europa, se uno segue anche così episodicamente le cronache dell'Unione Europea sa benissimo che l'integrazione non è stato esattamente un processo semplice e non è ancora un progetto compiuto a distanza di decenni dal Trattato di Roma, a distanza di decenni da tutte le sperimentazioni. Cioè, siamo qua a discutere dell'allargamento, siamo qui a vedere vacillare tutti i nostri sogni di integrazione comunitaria. Ci sono stati membri che tengono in ostaggio tutti gli altri, ci sono stati membri che non vogliono concedere 1 miliardo in più all'altro Stato membro, quindi per non parlare poi dell'approccio che abbiamo verso l'Africa per l'appunto in termini di migrazioni. Quindi ci sono tanti ostacoli che si frappongono sull'integrazione, ma in prospettiva la logica, la traiettoria è quella di integrazione sempre maggiore, che quindi può dare una forte spinta alla crescita economica, politica e verrebbe da dire anche umana dei vari paesi africani. E qua arriviamo alla parte meno ottimistica della serata, vale a dire quella dei limiti, quella di come questo potenziale può diventare una leva di instabilità. Approfitto anche per idratarmi un attimo, visto che si parla di paesi caldi. Abbiamo detto che l'Africa si troverà a raddoppiare la sua popolazione nell'arco di pochi decenni. Ci sarà una popolazione sempre più giovane e che già oggi è giovanissima. L'età mediana, scusate l'espressione che non mi piace, un po' un calco dall'inglese, ma dei paesi africani è 19 anni. Quindi vuol dire che l'età al centro della curva di distribuzione, scusate la semplificazione, è sotto i 20 anni. In alcuni paesi è di 15 anni, in alcuni paesi è di 14, in Italia veleggiamo ben oltre i 40. Ed è un'età che si andrà via via sempre a ringiovanire, cioè la popolazione sarà via via sempre più giovane, l'asticella media scenderà in progressione. E quindi ci troviamo nuove generazioni che, nella migliore delle ipotesi, che è quella che abbiamo visto prima, possono inserirsi nel mercato occupazionale e imprimere una spinta decisiva alla crescita economica dei propri paesi,
ad esempio con le start-up, una start-up di Nairobi, in una grande multinazionale che investe in Africa, in un centro di ricerca che studia i cambiamenti climatici applicati all'agricoltura, e potremmo fare esempi per altre 5-6 serate, quindi mi arresto qui. Nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore cosa succede? Nella peggiore succede che queste nuove generazioni, se non trovano uno sbocco occupazionale, se non trovano governi ricettivi rispetto alle proprie esigenze, come sta succedendo, finiscono per alimentare tensioni sociali interne, finiscono per cadere nella frustrazione. Non bisogna andare in Burkina Faso, guardiamo anche l'Italia in questo momento, guardiamo anche l'Italia per tanti anni e altri paesi europei. Cosa succede quando c'è un mercato del lavoro che è irricettivo, respingente e ci sono autorità che latitano rispetto a quello che dovrebbero offrire, anche solo in termini di protezione verso gli individui? Succede che le tensioni crescono e che si creano le basi essenziali per alcuni fenomeni. Un fenomeno è questo. Questi gentiluomini che vediamo alle mie spalle sono dei rappresentanti dello Stato islamico nel Grande Sahara, che è la filiale sostanzialmente dell'ISIS nell'Africa occidentale. Filiale che ha trovato in Africa un nuovo sbocco, esattamente come ha trovato un nuovo sbocco le filiali, scusate l'espressione, sembrano dei sportelli bancari, però il termine è proprio questo, dei franchise, hanno trovato sbocco anche delle costole di Al-Qaeda e di altre cellule terroristiche, di altri gruppi terroristici che proliferano in tutta l'Africa. Uno dei più famosi è Boko Haram in Nigeria, che in realtà non è un gruppo, ma è una nebulosa, cioè non si capisce bene chi siano realmente, una nebulosa di tanti gruppi, di tante forze, bande armate che proliferano nel paese. Cosa c'entra, ci si può domandare legittimamente, il tasso occupazionale con il reclutamento in gruppi terroristici? Il nesso esiste ed è più preoccupante di quello che possa sembrare, perché siamo abituati a guardare al fenomeno terroristico come una sorta di mondo esoterico, oscuro, di reclutamento, di indottrinamento religioso, di lavaggio del cervello e dello spirito per adeguarsi e per impostarsi nell'ottica di una guerra religiosa. Ci sono questi elementi, ma spesso la leva che spinge verso le bande armate è più banale, è quella economica. Nel Sahel, in paesi come il Burkina Faso, come il Mali, come il Niger, la molla, l'impulso all'arruolamento in queste bande armate non è il fanatismo religioso, che poi magari può subentrare o che magari si accompagna al proprio avvicinamento a questi gruppi, ma è la povertà, è l'indigenza, è la frustrazione sociale, è la seduzione di gruppi che ti offrono uno smartphone, una motocicletta e la prospettiva di un'entrata fissa mensile. Questa è una visione forse un po' brutale, un po' semplificatoria del fenomeno. È chiaro che il jihadismo si nutre, si alimenta e diffonde un fanatismo religioso, ed è chiaro che il vessillo ideologico è più radicato che mai. Non stiamo parlando di gruppi che sono slegati da forme di estremismo religioso, intendiamoci, perché non vorrei alimentare equivoci. Ma spesso il motivo che sostanzialmente conduce al reclutamento è questo, è la sofferenza, la indigenza di queste fasce della popolazione, la rabbia, la frustrazione verso uno Stato che non c'è, o se c'è ritenuto corrotto e vicino esclusivamente agli interessi di forze esterne, e quindi il desiderio banalmente di sopravvivere oppure di arricchirsi in una maniera distorta, in una maniera chiaramente disumana, visto che si parla comunque di forze che uccidono e martoriano civili e spesso anche connazionali. Ma si tratta comunque di una leva di carattere sociale. Alla base c'è
c'è una frustrazione e un rancore che vengono capitalizzati da queste formazioni. Se guardiamo i linguaggi, se studiamo un po' il linguaggio di queste formazioni, che tra l'altro comunicano doviziosamente via Telegram e attraverso piattaforme di chat che possiamo, come dire, utilizzare anche noi in Italia, il lessico, il tono, ricordano più quelli di un partito populista che non quelli di una setta di islamisti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nella forza che spinge queste cellule, nella forza, nella violenza, nel rancore, c'è soprattutto un grado di frustrazione sociale che poi viene cavalcato e finisce per assorbire via via sempre più giovani. È chiaro che non esiste un passaggio automatico, un nesso automatico tra povertà, disoccupazione e reclutamento nello Stato islamico del Grande Sahara, perché altrimenti, voglio dire, il fenomeno sarebbe ben più esteso e non limitato al Sahel. Cioè, probabilmente ci sarebbero anche molti nostri coetanei che aderiscono, ma è una chiave, una leva presente e che diventa spesso decisiva per questo genere di fenomeni che poi sortiscono effetti come questo. Scusi, è paragonabile questo sistema di reclutamento a quello della mafia per i giovani italiani? Precisamente. È un esempio che avrei appunto voluto fare. Cioè, la logica dello Stato nello Stato, sostanzialmente. Uno Stato di natura confessionale, di natura anche promiscua in un certo senso, perché sono quei gruppi che vanno a manipolare, ad esempio, tensioni etniche preesistenti. Cavalcano le tensioni, ad esempio, di singoli paesi e le sfruttano a proprio vantaggio. Comunque l'esito è questo. Ci sono gli attacchi di gruppi jihadisti o di bande armate nel Sahel nel 2023, in un anno. Il gruppo che detiene questo lusinghiero primato, il primo, gruppo di sostegno per l'Islam e i musulmani, è il gruppo che ha sequestrato, ad esempio, i 3 italiani che sono rimpatriati oggi. È un gruppo che ha una roccaforte storica nel Mali, che come vedete non disdegna interventi anche altrove, e che è cresciuto in maniera esponenziale grazie all'incapacità del governo maliano e delle missioni occidentali che erano presenti nella regione di reprimere realmente il jihadismo e le violenze locali. Tanto è vero che adesso il governo maliano è reduce da 2 golpe consecutivi, nel 2020 e nel 2021, e si è affidato lungamente a una società privata che si chiama Wagner e che rappresentava il braccio armato del Cremlino per determinate operazioni in Africa e che adesso si sta riformulando dopo l'uccisione del suo leader Prigozhin. Quindi la forza generazionale dell'Africa, anche poi per riavvicinarci a quello che diciamo prima, la forza del suo capitale umano, le nuove generazioni, se non viene sfruttata adeguatamente, se non viene incanalata in maniera positiva, alimenta, nella migliore delle ipotesi, ancora scusate questo dualismo, una forma di tensione sociale, di frustrazione sempre maggiore, che può scaturire in problemi di disordine, di tensioni sociali, di violenze ordinarie. Nella peggiore delle ipotesi può alimentare ulteriormente questo genere di fenomeni che, torno a ribadire, sono primariamente o comunque significativamente alimentati da tensioni di carattere, da leve, da impulsi di carattere sociale, con tutto poi tutto il retroterra di indottrinamento religioso e di successive poi affiliazioni anche su scala internazionale. Le
risulta che questi gruppi, diciamo, terroristici siano anche coinvolti nella filiera, diciamo così, del narcotraffico? Perché da ricerche che mi sembra di aver ascoltato su Radio Radicale ci sono, soprattutto in Siria, che è diventato il più grosso produttore di un determinato tipo di droga, che viene commercializzato attraverso bande di jihadisti in tutto il Maghreb e non solo, in sostanza. Sì, ma più che narcotraffico, la specializzazione attuale è il contrabbando generico, all'interno del quale ci sono delle quote anche di droghe, ma tendenzialmente armi, esatto, tendenzialmente si tratta di un contrabbando più generico, meglio orientato forse agli stupefacenti, ma ad esempio i gruppi che vi ho rapidamente illustrato prima nel Sahel detengono il traffico di commercio interno al Sahel, notoriamente, e lo detengono anche per quanto riguarda le materie prime. Quindi ad esempio servizi, e qua in parallelo con la mafia diventa ancora più evidente, offrono ad esempio protezione a chi opera con le miniere artigianali, quindi è una forma di monopolio, diciamo indiretto, di vari prodotti, a volte legali, perché ad esempio commerciano anche sigarette, per capirsi, e a volte illeciti, quindi sì, c'è anche questa componente. E a proposito di prodotti, qua arriviamo al secondo elemento di potenzialità o criticità, che dir si voglia, che è quello che diciamo prima delle materie prime. Abbiamo visto che l'Africa appunto le Afriche siedono su questo potenziale enorme di, torno a ribadire, petrolio, gas, cobalto, coltan, bauxite, oro, diamanti, oppure non siedono ma beneficiano delle risorse per l'energia eolica, per l'energia solare, quindi c'è una spinta naturale, nel vero senso del termine, per la crescita economica e la possibilità di trasformare queste materie prime in un tesoro inesauribile per la propria crescita economica. Il problema è se succede quello che sta succedendo adesso. Cioè il problema è se queste materie prime non vengono sfruttate, per due motivi fondamentali, anzi per due prospettive fondamentali. La prima prospettiva è quella attuale, quella che gli economisti chiamano la maledizione delle risorse. Il paradosso per cui i paesi più ricchi di materie prime, a volte, finiscono per impoverirsi o finiscono per alimentare fratture interne grazie alla propria ricchezza naturale. Ingenuamente ci si può domandare: ma com'è possibile? Facciamo un esempio concreto. La Nigeria è il primo produttore di greggio delle Afriche. La Nigeria deve importare carburante e adesso il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, è in balia di proteste ferocissime perché ha stralciato dei sussidi per l'acquisto del carburante, che costavano 10 miliardi l'anno al bilancio di Abuja. Cosa vuol dire? Vuol dire che un paese che ha il potenziale per vendere, e lo fa, greggio in tutto il mondo, non riesce a trasformare, raffinare la sua stessa materia prima. In tutta la Nigeria c'è una raffineria, grosso modo. Quindi stiamo parlando di un tesoro appunto naturale che viene utilizzato in un'unica maniera: esportazioni. Esportazioni a beneficio di altri paesi, a beneficio di clienti ricchi, clienti intesi come aziende, ovviamente investitori ricchi, che si approvvigionano a questa materia prima, sono felici perché se ne approvvigionano senza particolari ostacoli, ma non restituiscono nulla al paese. La ricchezza dei contratti petroliferi della Nigeria, dell'Angola, di quelli gassiferi che sono stati stipulati dal Mozambico, lasciamo perdere il tema dei diamanti perché qua entreremo in un filone forse più poliziesco che politico, e così per anche diverse altre materie prime,
dicevo, come ad esempio anche lo stesso cobalto, questa ricchezza non viene distribuita, è una ricchezza che finisce esclusivamente per le esportazioni che poi servono per ripagare il debito contratto con gli stessi paesi occidentali o paesi esterni o paesi asiatici come la Cina. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, e torniamo ancora a citare la Nigeria vende quantitativi ingenti di greggio ai principali partner commerciali e poi impiega oltre il 90% a seconda degli anni delle sue risorse finanziarie per ripagare il debito. Quindi con questo ammirevole circolo che si viene a creare è facile capire perché sia così frustrante, perché sia una maledizione, perché hai nelle tue mani letteralmente il potenziale di una crescita economica sconfinata e non lo riesci a far fruttare. E questo è il primo elemento problematico. Il secondo elemento problematico è quello che il bravissimo giornalista, collega fa un po' sempre corporazione, britannico Tom Burgess ha chiamato in un suo libro la macchina del saccheggio, cioè il continente africano, e qua senza scivolare in dietrologie o teorie cospirazioniste, è proprio un dato di fatto, è una diagnosi economica. Il continente africano è letteralmente dissanguato da potenze, da forze esterne. Non è dissanguato necessariamente con forme di violenza o di abuso, che pure esistono. È dissanguato perché viene considerato una sorta di grande bacino di risorse da cui attingere a prezzo favorevole con la compiacenza spesso dei governi e delle elite locali. Facciamo alcuni esempi tra i tanti. La Cina, che comunque non ha, come dire, esercitato un potere diverso da quello delle vecchie colonie occidentali, né tantomeno da quello dei nuovi investitori occidentali, detiene circa 1/5 del debito estero di tutti i governi africani. Come è arrivato a detenerlo? Con contratti, ad esempio, di collaborazione. Quindi, non so, ad esempio un paese africano si è indebitato con la Cina per costruire un ponte, come quello del Mozambico, per costruire strade, per infrastrutturare il suo paese, per costruire una ferrovia. In cambio il governo cinese ha imposto determinate condizioni del debito. Ad esempio, se il Mozambico non paga il debito ventennale per quel ponte, dovrà cedere delle quote di territorio, per fare un esempio pratico. Altri paesi dovranno cedere delle miniere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto siamo di fronte a degli accordi semi-ricattatori che fanno sì che i governi africani siano subalterni, siano vincolati agli accordi che hanno siglato con il governo cinese. La Russia usa l'Africa, scusate, l'espressione è brutale, ma usa le economie africane come terreno di sbocco per l'esportazione di armi e per la proliferazione di gruppi di contractors, cioè i mercenari sostanzialmente. C'era la Wagner, ora la Wagner si sta disgregando, emergono altri gruppi che raccolgono l'eredità della Wagner. La Turchia sta costruendo aeroporti in tutto il continente. Se atterrate in qualsiasi aeroporto africano, quasi, trovate un aereo, un Boeing della Turkish Airlines. In Sierra Leone, un paese tra i più poveri dell'Africa, c'è un aeroporto costruito da aziende turche che fondamentalmente è più funzionale di tanti aeroporti italiani che abbiamo visto, cioè molto meglio di Bergamo del Serio, per capirsi, o del Catullo. Gli Emirati Arabi Uniti stanno puntellando di porti le Afriche. Cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno appostando in varie zone strategiche della costa per garantirsi un ingresso sul mercato e anche per garantirsi una fuoriuscita del mercato, cioè per favorire le proprie importazioni ed esportazioni della regione. L'Unione Europea, come sempre con il ritardo che le compete, che la caratterizza alle volte, ora sta cercando
tenacemente di contrastare questo fenomeno. La Commissione von der Leyen in uscita ha lanciato il Global Gateway, un piano da 300 miliardi di infrastrutture che cerca di contrastare la via della seta cinese, quindi il piano cinese di infrastrutture del mondo. 150 miliardi sono destinati soltanto all'Africa. Tanto è vero che il primo viaggio da commissaria, da presidente della commissione di Ursula von der Leyen, è stato in Etiopia nel 2020, a febbraio. Poi, come forse ricorderete, è successo qualcos'altro, quindi per un po' si è viaggiato di meno e per un po' la priorità africana è diventata meno rilevante, ma tant'è. Ma nel 2020 c'era il Covid? Esatto, è per cioè quello dicevo. Prima del Covid von der Leyen è volata in Etiopia, poi per diversi mesi il progetto è rimasto in stand-by per ovvie ragioni, però sì, esattamente. E anche insediamenti militari in Africa, stranieri? Sì, sì. Di che stati? In che stati? Di che stati, sì. Beh, la principale base militare è Djibouti, cioè a Djibouti ci sono 10 basi militari diverse, ad esempio, e Djibouti è un paese minuscolo. Poi ci sono insediamenti statunitensi, ce n'era uno importante anche in Niger, e anche se ora col colpo di Stato il destino è abbastanza in bilico per il futuro, e ce ne sono diversi altri anche nell'Africa australe, d'Africa, Mozambico stesso, però non c'è una, diciamo, c'è una presenza abbastanza in questo senso trasversale, cioè non c'è una singola forza che più di altre ha investito, a meno che non si voglia parlare della forza di esportazioni della Russia per quanto riguarda il commercio di armi. E poi ci sono tutte le varie missioni occidentali e dell'ONU che però stanno fallendo sostanzialmente. Anche quella del Congo, la MINUSMA, adesso è in condizioni abbastanza precarie. Tutto questo, tutti questi vari esempi, per dire che la forza delle materie prime delle Afriche, se non viene incanalata, se non diventa una forza di spinta interna alle economie, finisce per alimentare quella corsa predatoria alle Afriche che stiamo vedendo e che in teoria dovrebbe essere un retaggio del passato, ma che di fatto è rimasto. Siamo passati dal colonialismo al neocolonialismo sostanzialmente, ed è un neocolonialismo che è già vecchio, cioè non è un fenomeno nuovo, è un colonialismo che è già invecchiato male, ma che purtroppo gode di ottima salute, anche se poi abbiamo visto che ci sono alcuni piani, uno che si chiama anche il piano Mattei, che in linea teorica dovrebbero ribaltare il paradigma, ma di fatto mantengono la stessa traiettoria politica ed economica. E arriviamo al terzo e ultimo punto che volevo evidenziare, che è quello appunto della integrazione economica. Se l'Unione Africana, se le Afriche riescono a veleggiare verso un'integrazione economica compiuta, allora c'è la prospettiva e c'è l'ambizione di una crescita economica sostenibile. Perché? Perché comunque la libera circolazione, sia pure con un minimo anzi con una buona dose di regolamentazione, può favorire la crescita interna, il commercio interno, lo scambio, la libera circolazione anche degli intelletti del continente, visto che c'è anche per tutto un grosso tema di brain drain cosiddetto, cioè di fuga di talenti all'estero, verso l'Europa, gli Stati Uniti, via dicendo. Se succede il contrario, si va verso una disgregazione che non può fare altro che favorire tensioni già evidenti, tensioni già palesi. Perché? Perché uno dei drammi storici, ma proprio parliamo dell'evoluzione storica delle Afriche, è stata l'imposizione di confini di stati inesistenti su agglomerati, tessuti sociali diversificatissimi. Pensiamo torno a citare il Congo perché ad esempio, Repubblica Democratica del Congo perché è l'esempio più eclatante. Provate a immaginare se da un giorno all'altro vi dicessero che uno svedese è tuo connazionale in un altro secolo, non nel secolo dell'integrazione economica, ma nel secolo della spartizione geometrica
dell'Africa. È quello che è successo. Quindi hanno imposto dei confini artificiali, arbitrari, a gruppi etnici e a società che comunque non avevano nessuna, come dire, non avevano spesso nessuna familiarità reciproca. E quindi già questo ha creato una base fondamentale per le tensioni interne. Ora, a questa identità nazionale così debole, si aggiungono anche le tensioni di carattere economico, perché i nuovi stati, visto che purtroppo la ricerca del nemico è un elemento che crea coesione, finiscono per contrastare con i loro vicini di casa, sempre per ragioni di carattere economico, oltre che ideologico, oltre che politico, senza contare, altro elemento chiave della dialettica politica, senza contare che la creazione poi di un nemico è spesso un ottimo motivo, un ottimo pretesto per distrarre i problemi interni. Un caso abbastanza eclatante è il premier etiope Abiy Ahmed, quello che è stato accolto a Roma di recente e che ha accolto la nostra premier Giorgia Meloni ad Addis Abeba. Abiy Ahmed ora sta minacciando una nuova guerra sul Mar Rosso perché vuole uno sbocco sul Mar Rosso, lo considera un suo diritto. E questo ovviamente ha fatto sì che nell'ordine l'Eritrea, la Somalia, manca solo Djibouti, gli facessero notare che non è esattamente un suo diritto. Se non che questo sta creando delle tensioni, e lo stesso Abiy Ahmed è il leader politico che attualmente è in rotta con il Sudan, che purtroppo è a sua volta vittima di una guerra interna atroce, e con l'Egitto sulla cosiddetta diga della rinascita, ovvero una maxi diga costruita sul Nilo Azzurro, che drena le acque del fiume a sfavore dell'Egitto e del Sudan. E questo, come potete intuire, è stato accolto con particolare entusiasmo dall'Egitto e sta creando altre frammentazioni. In questo esatto momento, mentre parliamo, c'è il rischio di una nuova guerra tra la Repubblica Democratica del Congo, la Ruanda e la Tanzania. Perché? Per motivazioni economiche. Perché c'è un territorio conteso, fondamentalmente, che è il Nord Kivu, che è il forziere delle risorse naturali del Congo, che è oggetto di incursioni da parte di bande armate che sarebbero sostenute da Ruanda. Quindi la Repubblica Democratica del Congo minaccia un intervento e Ruanda replica. L'Occidente se ne lava le mani sostanzialmente, perché comunque ha la testa altrove e tutto sommato sa che una guerra in quella zona più di tanto non altererebbe neanche gli investimenti su determinati settori. Quindi questo per dire che la stessa integrazione economica, che può essere una chiave di volta nello sviluppo economico delle economie africane, diventa un pericolo nella misura in cui diventa una disintegrazione economica, cioè i vari paesi si fronteggiano e si contrastano vicendevolmente per ragioni di superiorità economica, che è chiaramente un presupposto, un principio che non può favorire nessun genere di integrazione, nessun genere di convivenza pacifica tra i singoli paesi. Mi sembra che con i tempi siamo arrivati abbastanza in là, però come lascito, prima di dar spazio a eventuali domande, se ce ne sono, se ci sono curiosità, voglio far notare che il potenziale delle Afriche è prima di tutto un potenziale che deve essere visto, e questo è uno sguardo più, uno sguardo più ampio sul tutto, deve essere visto dall'interno dell'Africa e non sempre dall'esterno, perché uno dei grandi limiti che affossano anche il nostro modo di dialogare con le Afriche è quello di pensare sempre, c'è la logica dell'aiutare, del famoso aiutiamoli a casa loro, che è un principio che in apparenza può anche sembrare lodevole, ma che in realtà presuppone una distanza e un grado di paternalismo, un grado anche quello di postcolonialismo, che non aiuta in nessuna maniera il rapporto con le Afriche. Quando dico parlare delle Afriche dall'Africa, intendo sforzarsi di guardare ai fenomeni che caratterizzano il continente dall'interno,
con la prospettiva delle economie, delle forze politiche africane, con i loro limiti che ci sono e con i loro potenziali che ci sono sempre. Perché comunque solo uscendo da questa visione eurocentrica che che ci portiamo appresso e che continuiamo ad alimentare anche involontariamente, si può avere una comprensione un po' più compiuta di quello che sta succedendo e forse anche una base più proficua, più lungimirante per un dialogo con il continente. Poi mi spiace concludere con un proverbio perché fa un po', insomma, calendario di frate indovino, ma c'è un bel proverbio sudanese che è stato poi riportato anche in un testo di recente pubblicazione che si intitola Il mosaico africano, e il proverbio dice che quello che vogliamo lasciare ai nostri figli sono le radici e le ali del passato e le ali per il futuro. E questa mi sembra anche un'immagine un po' più incoraggiante per parlare del continente. Grazie.